Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi il vostro Marietto Veneziano vi vuole parlare della Vicca perché una ragazza, una signora che ci segue dal nome Sara, una persona che è molto gentile, mi ha chiesto di dire qualcosa sulla Vicca. Però prima di iniziare il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Legare del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove le lunedì sera alle 20:30 il De Galla e Marietto Veneziano tengono un corso o un percorso esoterico. Chiaramente è gratis e se vi scappa anche un super like fatelo pure che è sempre ben accetto in questo canale e anche in quello di De Galla. Bene, vorrei parlare della Vicca. Prima di tutto vi dico che l'esperto della Vicca è il Dante, ma oggi non ho trovato il Dante e non mi vuole offrire il caffè, cioè l'ho trovato ma mi ha detto io di caffè macchiati non te ne offro perché è domenica e allora sapete io quando non mi offrono il caffè ho preso la moto e sono andato a farmi un giretto. Bene, comunque riprendiamo il discorso della Vicca. Io di Vicca ho conosciuto solamente 2 o 3 persone realmente sacerdotesse. Una da giovane quindi devo dire che più che Vicca era una strega ed era una sacerdotessa molto molto potente, ma però io essendo ignorante in quel periodo lì non capivo niente e quindi non ho un parametro o un metro per valutarli. E poi ho conosciuto una Vicca molto potente, ma anche perché essendo un'anima antica aveva, come si suol dire, già dei doni praticamente di altre vite e che quindi aveva scelto in questa vita di essere Vicca e devo dire che questo personaggio era una persona molto molto potente che faceva cose veramente quasi da miracolo. Cioè per dirvene una potevo uscire di corpo, andare in astrale e vedere cosa faceva un'altra persona magari a 800 km di distanza, no? Tanto per dirvi. Io ho potuto constatare che effettivamente quello che diceva era vero. Oppure poteva fare degli avatar astrali e andare nel passato delle persone e interrogare questi avatar senza che quelle persone se ne rendessero conto, no? E quindi aveva veramente dei doni, non ha mai abusato dei suoi doni, non ha mai venduto i suoi doni, cioè non li ha mai commercializzati, però purtroppo aveva questo piccolo diciamo, difetto che era troppo generosa e quindi alcune volte quando si aprono le porte in modo troppo generoso e non si mettono dei paletti stretti, purtroppo ha aiutato anche gente che non se lo meritavano, anche se lei avrebbe potuto vedere la faccia delle 2 medaglie di questa persona, ma partiva sempre il presupposto che era tutto positivo e questo qui era anche un po' un suo limite. Comunque è una persona eccezionale. Un altro limite però che hanno i Vicca è quello di essere in un certo senso attaccati alla madre natura e questo è positivo, ma durante i rituali se non si hanno dei doni purtroppo e si magari in un certo senso lo si prende un po' troppo sotto gamba, oltre che attivare le forze naturali si possono anche attivare egregori che si nascondono in queste forze naturali, perché in altre pillole ho spiegato bene che esistono anche delle egregori naturali e ci sono le egregori naturali positive e ci sono anche le egregori naturali negative, ad esempio quelli che creano le slavine o i terremoti, i maremoti e quant'altro. Quindi chiaramente, e poi ci sono anche le egregori che parassitano durante questi esercizi di cerimonia. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente la religione Vicca ha delle bellissime cose, ha delle bellissime tradizioni, ha dei bellissimi, come si suol dire, rituali, però purtroppo restano attaccati alla natura di questo mondo e alcune volte e sempre parlando in alcune direzioni perché dobbiamo capire che la Vicca è vecchissima come religione, no? È stata purtroppo spiellata dal cattolicesimo verso il 1200 con la caccia alle streghe, però purtroppo quello che è arrivato oggigiorno a noi è molto limitato. Le vere Vicca, come quelle che ho conosciuto, sono veramente personaggi molto potenti. Oggigiorno però purtroppo ci sono persone che si aggregano a Vicca ma che di Vicca non hanno proprio niente. Magari prendono una spadacchia e fanno 2 o 3 cerchi, però purtroppo non hanno competenze professionali, diciamo proprio, nel senso che imitano, scimmiottano, ma non hanno niente da che vedere. Quindi bisogna fare anche questa distinzione, cioè fra quelli che realmente hanno
un dono perché sono state Wicca o sono state streghe nelle passate vite e quindi effettivamente hanno questo potenziale innato dentro di loro, e quelli che per moda oggigiorno seguono questa religione, perché magari c'è scritto che si può far sesso o quant'altro. Ho seguito anche delle persone che hanno creato, cioè ho seguito, più che altro ho sentito persone che hanno creato dei gruppi Wicca, ma che nella realtà erano dei furbetti del quartierino che invece facevano il doppio gioco. Ma questo è un altro discorso, non c'entra proprio niente con la Wicca, però purtroppo anche dentro la Wicca si sono intrufolato dei personaggi di basso profilo. Quindi che dire? Dire che è una bellissima religione, se fatta da streghe che hanno delle competenze e hanno un animo positivo, sicuramente è una cosa da seguire, no? Però non sarà mai a livello di conoscenze esoteriche salomoniche o cabalistiche, chiaramente, no? Sono un livello a livello naturale, però non riusciranno mai a superare questo, come si suol dire, questo loro limite dato dalla madre natura, no? Invece la Cabala chiaramente spazia in tutti i campi spirituali che l'uomo può raggiungere. Bene cari amici, questa piccola pillola solamente per dirvi che effettivamente il vostro Marietto, quando ha incontrato le persone che esercitavano la religione Wicca come streghe, effettivamente è sempre stato stupito perché ha incontrato personaggi di alto profilo. Però vi ricordo che erano persone che nella vita precedente avevano avuto contatto e ha esercitato questo tipo di stregoneria, che non è un nome negativo, ma è il loro nome, stregona uomo, stregona donna, insomma, loro hanno delle loro regole e sicuramente sono delle regole positive se fatte col cuore, quindi sono vegetariani, alcuni addirittura sono vegani e quant'altro, altri invece lo professano solamente perché è una moda, ma nella realtà non hanno nessun tipo di conoscenze, sono solamente di scimmiottare i loro sacerdoti. Bene cari amici, il vostro Marietto ha finito qui la pillola, vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legare del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche andate a scaricare nel sito alcapitano.altervista.org i PDF che sono gratuiti, e se avete tempo anche di venirci a trovare nei nostri gruppi di Telegram, dove ogni lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!